E allora questa sera nel nostro secondo gioco vogliamo parlare di imprese, piccole imprese, giovani che aprono piccole imprese. La nostra domanda è: qual è il capitale minimo per costituire un'impresa a responsabilità limitata? Tasto 1 1 euro, tasto 2 10.000 euro. Per giocare con noi l'894003 oppure la nostra applicazione Gioca con Geo. Qui con noi a giocare c'è Roberta Mori, notaio, in palio, il nostro cellulare di ultima generazione. Carissima, Grazie. benvenuta, bentrovata. Buonasera. E vi ricordo 90 secondi a partire da ora per giocare con noi. In questi 90 secondi parliamo degli strumenti di cui può disporre un giovane per aprire un'impresa. Sì, allora diciamo sicuramente la forma più semplice per iniziare a svolgere un'attività imprenditoriale è quella dell'impresa individuale. L'impresa individuale fa sì che io possa iniziare un qualunque tipo di attività economica, quindi commerciale, artigianale, agricola. Devo semplicemente presentare una domanda di iscrizione al registro delle imprese competente presso la mia città e poi aprire una posizione IVA, quindi una partita IVA. A questo punto, se l'attività che voglio svolgere non richiede particolari requisiti, particolari autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, posso iniziare immediatamente e partire quindi con lo svolgimento della mia attività. C'è da dire che l'imprenditore individuale risponde con il proprio patrimonio per i debiti che contrae nell'esercizio della propria attività. Quindi io non riesco a tenere separato il mio patrimonio personale da quello che utilizzo per lo svolgimento dell'attività. Per raggiungere questo scopo devo utilizzare un altro tipo di strumento che ovviamente è un pochino più articolato e che è lo strumento societario. Quindi la società, diciamo, è un contratto che si fa davanti al notaio e con questa società due o più persone conferiscono, apportano dei beni o dei servizi per lo svolgimento in comune di un'attività economica con lo scopo di dividere gli utili. Dobbiamo dire che le società possono in alcuni casi essere costituite anche da un unico soggetto e si dividono in due grandi gruppi, le società di capitali e le società di persone. E per le società di capitali, appunto... Esatto, accogliamo il nostro gong perché ci aiuta poi a chiudere il discorso che stavamo facendo. Intanto stop alle chiamate, il gong l'avete sentito, la risposta era la giusta, era il numero 1, cioè 1 euro, non soltanto la numero 1 ma era anche 1 euro quello che è il capitale minimo. Non era così prima, no? È attualmente così. Le cose sono cambiate da poco tempo. Originariamente dovevamo distinguere appunto tra due grossi gruppi di società, le società di persone e le società di capitali. Nelle società di persone non era proprio previsto un capitale minimo perché risponde alla società con il proprio patrimonio, ma se il patrimonio della società non è sufficiente, per i debiti contratti dalla società rispondono anche in via sussidiaria i soci o almeno alcune categorie di soci. Invece nelle società di capitali, le famose società a responsabilità limitata, le SRL, le avrei sentito, o le SPA, le società per azioni, in queste società ovviamente il capitale ha un'altra rilevanza perché la società risponde per i debiti contratti con il proprio patrimonio, quindi i soci rispondono limitatamente alla quota che hanno conferito. Esatto, in maniera per le SPA il minimo è 50.000 euro, per le SRL fino a poco tempo fa era 10.000 euro, ora invece il capitale minimo è 1 euro, quindi io posso costituire una società da 1 euro a 9.999 a determinate condizioni, cioè versando immediatamente tutto il capitale che voglio sottoscrivere e a condizione che questo capitale sia denaro. Se faccio le società da 10.000 euro in avanti devo versare il 25%, quindi su 10.000 ne verso 2.500 e posso conferire, quindi apportare anche cose diverse dal denaro, un terreno, un brevetto, dei beni, proprio si chiamano i cosiddetti beni in natura. E appunto, come ti dicevo, le società in questo caso a responsabilità limitata possono essere fatte anche da un solo socio, quindi non da due persone ma da uno solo, che quindi ha la garanzia e il vantaggio di raggiungere una responsabilità limitata a determinate condizioni appunto al capitale che ha apportato e quindi è la società che risponde per le obbligazioni con il suo patrimonio. Molto chiaro, molto interessante questo argomento. Dovremmo avere in linea il nostro vincitore o vincitrice del gioco. Pronto? Buonasera. Buonasera, come ti chiami? Da Modena, mi chiamo Sofia. Sofia, da Modena hai vinto il nostro cellulare di ultima generazione. Complimenti per la trasmissione. Grazie di cuore, cara Sofia, grazie di cuore da parte di tutti noi. Grazie a voi. Grazie veramente. Tra l'altro era nel 62% dei nostri amici a casa che ha risposto correttamente, quindi una buona percentuale. Non sono comunque tematiche semplicissime, se vogliamo, no? Quindi grazie anche al nostro notaio Roberta Mori che si è qui questa sera per giocare con noi. Ora è il momento del nostro film Sveva. Dove ci porti? Questa sera